Costituire a Udine un polo di ricerca interistituzionale sulla resilienza sismica territoriale, cioè la capacità di una comunità di far fronte ai terremoti in zone sismiche. Questo è l'obiettivo dell'accordo firmato a Udine dal rettore dell'Ateneo Friulano, Alberto Felice De Toni, e dalla presidente dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, OGS, Maria Cristina Pedicchio. Il nuovo polo di ricerca, chiamato RESIST, permetterà di capitalizzare, porre a sistema e sviluppare conoscenze ed esperienze maturate in quasi 40 anni di studi e di ricerche, svolte a seguito del terremoto del Friuli, mettendo queste conoscenze a disposizione del territorio e delle future generazioni di scienziati, di tecnici e dell'intera comunità. La partnership coinvolgerà il Laboratorio di Sicurezza e Protezione Intersettoriale SPRINT del Dipartimento di Chimica, Fisica e Ambiente dell'Ateneo Friulano e per l'OGS il Centro di Ricerche Sismologiche di Udine, CRS. Professor De Toni, che valore ha questo accordo di collaborazione scientifica per l'Università di Udine? L'accordo ha un valore importante perché è tra un nostro dipartimento e un nostro gruppo di ricerca e l'OGS, che vorrei ricordare è un ente di ricerca nazionale qualificato proprio sugli studi in ambito sismico. Quindi per noi è una grande occasione di ribadire un percorso scientifico di primo livello che nasce da una grande esperienza che è quella della ricostruzione in Friuli nel terremoto di quasi 40 anni fa. È un riconoscimento al lavoro dei nostri giovani ricercatori, ma mette anche le basi per poter accedere a finanziamenti su base nazionale e internazionale, e io ricordo sempre che il successo nasce dalle alleanze. Presidente Pedicchio, in che modo la partnership con l'Ateneo Friulano può contribuire all'avanzamento nell'ambito delle ricerche sismologiche e in che misura può collaborare con le strutture del territorio adibite alla prevenzione sismica? Guardi, la firma dell'accordo di oggi col rettore De Toni è la formalizzazione di una collaborazione che i nostri due istituti stanno portando avanti già da anni, quindi i ricercatori collaborano in maniera veramente egregia. Oggi abbiamo voluto rendere più ufficiale questo accordo tra Ateneo di Udine e Istituto Nazionale di Oceanografia, Geofisica Sperimentale. Quello che a noi interessa è sia la parte di ricerca ovviamente, ma soprattutto un approccio, possiamo dire, di tipo culturale. Culturale cosa vuol dire? Cioè, soprattutto in Italia l'attitudine anche dei cittadini è un'attitudine più fatalista, nel senso di dire speriamo che il terremoto o qualche altro rischio naturale non succeda qui, poi se non succede tutti contenti. Noi vogliamo invece che cresca una cultura di gestione del rischio, una cultura della prevenzione. E quindi le due istituzioni, oltre alle ricerche, oltre a tutti gli interventi di carattere di ingegneria sismica, quindi temi legati a come costruire bene un edificio, quei due enti sono molto attivi assieme alla protezione civile in questa formazione per i cittadini, molto per le scuole, molto anche per i bambini, in cui si spiega proprio come reagire nel caso di un terremoto e come anche con piccolissimi accorgimenti cercare di evitare dove possibile i rischi e i danni nel caso malaugurato che un terremoto succeda. Alla firma dell'accordo a Palazzo Florio sono stati presenti anche i direttori del Dipartimento di Chimica, Fisica e Ambiente Alessandro Trovarelli, del Laboratorio Sprint Stefano Grimaz, dell'OGS Norberto Tonini e del CRS Marco Mucciarelli. Dottor Grimaz, obiettivo della partnership fra il laboratorio di Sprint e il CRS è la creazione di RESIST, un centro di eccellenza nell'ambito della resilienza sismica. Ci parli di questo progetto? Sì, questo progetto vuole sostanzialmente formalizzare una collaborazione che è partita molti anni fa tra l'Università di Udine e l'Osservatorio Geofisico di Trieste, in particolare con la sua sezione del Centro Sismologico di Udine, e vuole sostanzialmente affrontare il tema della capacità di risposta ai terremoti, sia in fase preventiva, quindi conoscitiva, sia in fase di capacità nell'affrontare l'emergenza e anche il ritorno alla normalità. Questo è un tema attuale, in questi giorni abbiamo visto quello che è successo in Nepal e richiede una preparazione che fa leva anche su quella che è un'esperienza diretta che i nostri ricercatori sia dell'Università che dell'Osservatorio Geofisico
hanno avuto grazie anche all'esperienza del terremoto del Friuli. Quindi l'idea è mettere sotto un cappello unico un'alleanza scientifica per dare il nostro contributo sia a livello regionale, locale, ma soprattutto anche internazionale con la nostra esperienza. Direttore Mucciarelli, la firma di questo accordo capita in concomitanza con la recente tragedia sismologica del Nepal. OGS è impegnato in attività di ricerca e monitoraggio anche in quel paese? Sì, noi dall'anno scorso abbiamo una stazione sismologica installata presso la piramide del CNR al campo base dell'Everest, che al momento è l'unica stazione rimasta funzionante in Nepal perché il resto della rete ha avuto dei seri problemi di trasmissione e quindi attualmente gli unici dati che arrivano alla comunità internazionale dal Nepal arrivano attraverso questa stazione. Avevamo in programma anche proprio nei prossimi giorni di deliberare degli ulteriori investimenti per portare altra strumentazione. È chiaro che adesso dovremo rivedere i piani alla luce di quello che è successo.